Alla fine hanno vinto i sindacati dei medici, i sanitari che non si sono vaccinati contro il Covid ma che ora verranno riammessi in servizio con un decreto legge del governo Meloni, resteranno fuori dai reparti con i pazienti più fragili. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 3 novembre 2022, la prima notizia del giorno riguarda il reintegro dei medici, degli infermieri, degli operatori sociosanitari contrari alla vaccinazione anti-Covid. Troviamo la notizia sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi, il titolo "Sanitari Novax fuori dai reparti a rischio". Sì del CTS, i medici parlano di una scelta di buonsenso e si tratta della direttiva della regione per tutelare i malati più fragili. Ieri mattina, infatti, nel corso di una videoconferenza con i direttori generali delle ULSS, il direttore generale della sanità regionale, Luciano Flor, ha annunciato di aver chiesto al comitato scientifico regionale un parere su una misura voluta per non mettere a repentaglio l'incolumità dei malati immunodepressi e maggiormente esposti al rischio di contrarre l'infezione. Il CTS è stato interpellato con una circolare firmata dalla dottoressa Francesca Russo, a capo della prevenzione in regione, che comunica le modalità prescrittive imposte ai sanitari non vaccinati e reintegrati in servizio, i quali devono mantenere l'obbligo di indossare i dispositivi individuali di protezione, la mascherina FFP2, osservare le previste norme igienico-sanitarie e rispettare lo screening. Devono onorare queste massime misure di prevenzione e ulteriori provvedimenti che le singole aziende sanitarie, sentiti i medici competenti, potranno adottare nelle zone a rischio. Il comitato tecnico scientifico, chiamato a esprimersi entro le 16, ha approvato il decalogo dei diktat, scrive Michela Nicolussi Moro sul Corriere del Veneto di oggi, compresa la possibilità per le ULSS di disporre appunto l'allontanamento dei dipendenti Novax dai reparti più delicati. Parliamo per esempio di terapia intensiva, pneumologia, oncologia, neonatologia, spiega Carlo Bramezza, direttore generale dell'ULSS Pedemontana. Sposteremo medici e infermieri altrove, inoltre devono aspettare che le commissioni albo dei rispettivi ordini si riuniscano per decretare l'interruzione della loro sospensione dal lavoro. In queste ore stiamo riammettendo al lavoro operatori sociosanitari e amministrativi che rappresentano il grosso dei Novax reintegrati. Questo sempre Carlo Bramezza, direttore generale dell'ULSS Pedemontana, di cui parleremo anche successivamente in un'altra notizia sulle pagine dei quotidiani di oggi. Alcuni numeri comunque sui sanitari cosiddetti Novax: sono 605 in Veneto, di cui solo 12 camici bianchi, quindi solo 12 medici, gli altri sono infermieri, 182, e il resto, la maggior parte, oltre 400, sono operatori sociosanitari, amministrativi, tecnici, biologi, chimici, farmacisti, fisici, psicologi e veterinari, tutti reintegrati in servizio. Ci sono le dichiarazioni anche di Giuseppe Dalben, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova: reinseriremo camici bianchi e infermieri non immunizzati contro il Covid gradualmente a seconda dei turni, ma non nei reparti a rischio come l'oncoematologia pediatrica. Saranno impiegati dove c'è più necessità, cioè nelle aree a maggior carenza di personale, e questo vale anche per gli operatori sociosanitari. Noi abbiamo 13 operatori sociosanitari da ricollocare, dice il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona, Callisto Marco Bravi, così come per gli unici 2 infermieri non vaccinati. Nel riassegnare loro una mansione terremo conto delle indicazioni della regione. Il governatore Zaia raccomanda la totale protezione dai malati, non c'è problema, gli operatori sociosanitari possono svolgere servizi al di fuori dei reparti, quando i medici da noi sono tutti vaccinati. Questo appunto dall'azienda ospedaliera di Verona. E per quanto riguarda la notizia appunto della direttiva regionale che dispone che la possibilità da parte delle ULSS di tenere i sanitari cosiddetti Novax fuori dai reparti a rischio ora che verranno reintegrati, appunto è tutto. Voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa e ci spostiamo sul Gazzettino di oggi. Un articolo di Alda Vanzan racconta il caso di quello che viene definito un virus, tra virgolette, dei bollini veneti della qualità. Ora tocca ai ristoranti
stati che dicono di no. Il virus dei bollini veneti ha colpito ancora, scrive Alda Vanzan. Dopo i 4 bollini QV, qualità verificata, verdi, rossi, blu e azzurri del 2001, dopo il bollino alimenti in salute dal contorno arancione con il profilo delle 3 cime di Lavaredo e il ferro delle gondole di Venezia nato nel 2009, dopo l'ulteriore bollino QV del 2013, stesso nome di quello del decennio precedente ma con un altro significato, questa volta non più qualità verificata ma qualità Veneto. Ebbene, adesso in regione si sono inventati il bollino dei ristoranti, solo che rispetto ai precedenti questo nuovo marchio, un adesivo da attaccare sulla porta dei locali, si è già beccato una sequela di critiche, non solo da parte dell'opposizione in Consiglio regionale che per mestiere si oppone, sottolinea Alda Vanzan, ma anche dagli addetti ai lavori. C'è la dichiarazione del vicepresidente dell'Associazione Ristoratori Veneto, Antonio Leone, che dice che parla di una legge discriminatoria e poco chiara, oltre che una chiara violazione della direttiva Bolkestein. A volere questo nuovo bollino che si chiama ristorazione tipica del Veneto è stato il consigliere regionale leghista Filippo Rigo. La legge è stata approvata lo scorso 25 ottobre, prevede che il logo sia concesso agli esercenti che valorizzano la filiera corta e offrono ai consumatori le ricette tipiche della tradizione regionale. Chi stabilisce e come stabilire quale è la tradizione regionale poi è tutto un capitolo a parte. Naturalmente a gestire questo bollino sarà un soggetto concessionario costituito dalle associazioni maggiormente rappresentative del settore della ristorazione, al quale spetterà di disciplinare l'utilizzo e il controllo secondo un apposito regolamento. Insomma, ci sono poi tutta una serie di altre disposizioni per la promozione di questo logo e l'organizzazione della settimana della tradizione enogastronomica veneta prevista sempre con la stessa legge. La regione ha stanziato soltanto 150.000 euro. Nel dibattito in consiglio regionale c'è stata una grande polemica da parte dei consiglieri dell'opposizione, in particolare hanno contestato il provvedimento la consigliera regionale di Europa Verde Cristina Guarda, voleva che venissero riconosciuti anche i piatti vegani, e la consigliera dei 5 Stelle Erika Baldin che chiedeva la valorizzazione di piatti tipici come ad esempio le moeche, piatti della laguna veneta. La Lega però ha fatto muro, tutto quello che chiedevano è già previsto nella legge, diceva Rigo, il proponente, però non aveva fatto evidentemente i conti con l'Associazione Ristoratori Veneti, una legge fumosa e discriminatoria, dicono. Al di là delle contestazioni, la domanda che pone la giornalista comunque è: anche questo bollino veneto farà la fine dei precedenti presentati in pompa magna e poi praticamente mai visti? La risposta chiaramente nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Nel frattempo una nuova legge per i bollini di qualità nel Veneto. Voltiamo pagina e proseguiamo. Torniamo sul Corriere del Veneto, un report sul reddito di cittadinanza che secondo il quotidiano locale sarebbe al capolinea. Naturalmente i tagli ai sussidi sono stati annunciati dal governo, ma il Corriere del Veneto annuncia quali sono i numeri in regione di chi è inserito in percorso, e quindi il titolo: in Veneto rischiano almeno in 7.000. I percettori del reddito di cittadinanza in Veneto sono 41.000, questi i numeri. I centri per l'impiego hanno in carico 10.957 persone, la gran parte ha già un patto per il lavoro in corso, gli altri sono in attesa di convocazione. Per tutti loro però il reddito di cittadinanza è a rischio. Il governo Meloni infatti ha annunciato che il beneficio, come viene chiamato in gergo, resterà solo per chi non può lavorare. Questa è la promessa di Giorgia Meloni in campagna elettorale, e quindi il reddito va verso una trasformazione poderosa. In Veneto sono almeno 7.000 i beneficiari appunto del reddito di cittadinanza, a rischio cancellazione, un numero che va detto è irrisorio rispetto alla stima nazionale che arriva a 660.000 e a quello di molte altre regioni. I numeri sono quelli di Veneto Lavoro sui dati del 14 settembre e sono interessanti non soltanto
per il numero di persone coinvolte, che appunto ricordiamo in Veneto sfiora la quota delle 42.000 persone, ma anche per quello che è l'importo medio mensile percepito dai beneficiari del reddito di cittadinanza, che in regione non raggiunge i 500 euro, 496 euro e 99 centesimi l'importo medio mensile del reddito di cittadinanza in Veneto. La pensione di cittadinanza ancora meno, 257,95 euro a favore di circa 5.700 persone coinvolte in regione. C'è la dichiarazione di Elena Donazzan che dice: i bisogni delle persone sono diversi, per questo servono strumenti altrettanto differenziati. Come avviene comunque il calcolo all'interno dei 42.000 beneficiari del reddito di cittadinanza, quelli che sarebbero a rischio cancellazione? Ebbene, è molto semplice. Poco meno di 11.000 erano presi in carico dai centri per l'impiego, di questi 7.246 hanno un patto per il lavoro in corso. Il patto per il lavoro è la formula che comporta, con la sottoscrizione di un impegno scritto, l'obbligo di partecipare ai colloqui di lavoro o in alternativa un percorso formativo finalizzato alla professionalizzazione. Altri 3.711 veneti sono in attesa di essere convocati per arrivare al patto per il lavoro, quindi potenzialmente sono altri 3.700 in grado di lavorare, come diceva appunto Giorgia Meloni. Ergo a rischio cancellazione del reddito di cittadinanza, quindi da 7.000 a 10.000 beneficiari a rischio cancellazione. Insomma, anche se i numeri possono essere minori di quelli di altre regioni, anche in Veneto lo scenario di una cancellazione, di una modifica del reddito di cittadinanza può essere preoccupante e può aprire a una vera e propria crisi sociale. Proseguiamo con alcune notizie flash. Il Veneto dei patrimoni degli edifici pubblici inutilizzati, un patrimonio esteso 1,7 milioni di metri quadri. Lo studio è stato commissionato da Confartigianato. La notizia è sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi, che pubblicano alcuni dati. La Confartigianato dice che mostrerà l'indagine ai sindaci sperando di stimolarli. Gli edifici inutilizzati sono abitazioni, ospedali dismessi, scuole abbandonate, uffici senza impiegati e carceri chiuse. C'è la mappa del Veneto con dei pallini che mostrano per ogni comune quanti beni immobili pubblici sono inutilizzabili o utilizzabili. 1,7 miliardi di euro i benefici economici che muoverebbe il riutilizzo delle strutture tramite diverse attività, e 1,7 miliardi di euro che sarebbero diretti alla filiera delle costruzioni. Per esempio, se si decidesse di demolire ciò che appunto è inutilizzabile, oppure dalla rinaturalizzazione, sono stimati 7,5 milioni di euro, ancora dalla ricostruzione, dal restauro conservativo, dalla ristrutturazione, dall'adeguamento, dall'efficientamento, insomma tutte attività che messe in moto muoverebbero appunto 1,7 miliardi di euro. I benefici ambientali attivabili, secondo lo studio di Confartigianato, sarebbero la rinaturalizzazione del suolo. Si potrebbero recuperare 185.000 metri quadri appunto da rinaturalizzare, quindi risparmiare 1,23 milioni di chilogrammi di CO2 tramite appunto risparmiarli tramite l'assorbimento. La stima è di 29 milioni di chilogrammi di CO2 evitati grazie all'efficientamento energetico, e il suolo risparmiato alla nuova costruzione sarebbero 607.800 metri quadri. Ancora un'altra notizia sulle pagine del Corriere del Veneto: autonomia, è già pronta la nuova legge di Calderoli, dal Parlamento soltanto un sì o un no. Cancellati i controlli fiscali di Roma e spuntano i LEP sulla scuola. Tutte le novità, quindi il percorso fra Palazzo Chigi e le Camere. La nuova legge prevede un parere non vincolante della Commissione bicamerale per gli affari regionali in merito a ogni singola intesa regionale. Ci sarà poi un voto finale in Parlamento. Deputati e senatori saranno chiamati ad esprimere
esprimersi solo alla fine dell'iter, votando a maggioranza qualificata un sì o un no all'intesa concordata fra la regione e il governo. Il nodo risorse, LEP e fabbisogni. Il nuovo governo è in pressing per la definizione dei LEP, i livelli essenziali di prestazione, i fabbisogni standard, parametri nazionali per ogni materia. Per ora si parte dalla spesa storica. C'è la dichiarazione di Zaia che parla di una legge d'attuazione che approderà in Consiglio dei Ministri nelle prossime settimane. Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto, commenta così: ormai siamo abituati a ripetuti annunci roboanti a cui non è mai seguito nulla di concreto. Infine, l'ultima notizia di oggi riguarda le indagini all'ULSS 7 Pedemontana, ombre sulle liste d'attesa, questo è il titolo del Gazzettino di oggi. Così è scattata la nuova inchiesta. Bassano, la Guardia di Finanza fa luce su 466 ricoveri a pagamento e sugli interventi serali svolti in urgenza. Il blitz dopo la denuncia di Bramezza su presunte pressioni da Yiannakopoulos, faro su 2 ditte padovane. Qui c'è un'altra questione che è quella che riguarda un'ulteriore inchiesta, il caso Yiannakopoulos. Cosa c'entra in tutto questo? Scrive Angela Pederiva sul Gazzettino. Lo ribadiamo, formalmente nulla, dal momento che l'imprenditore Yiannakopoulos appunto è accusato di aver promosso tramite Rete Veneta una campagna denigratoria nei confronti di Bramezza, contestazione peraltro fermamente respinta dall'imprenditore 81enne che di fatti ha già presentato ricorso al Tribunale del Riesame. Tuttavia, proprio dagli atti dell'inchiesta condotta dal pubblico ministero Serena Chimici, in rilevante parte recepita dall'ordinanza del GIP Matteo Mantovani, emerge la presunta vicinanza del patron televisivo agli interessi della dirigenza medica, dimostrata, secondo la denuncia del direttore generale, da colloqui in ospedali con diversi primari e medici con i quali risultava essere in buoni rapporti, tanto che la tesi accusatoria è che lo stesso Bramezza sia stato attaccato mediaticamente perché non avrebbe assecondato le richieste di Yiannakopoulos sulla gestione del San Bassiano, ospedale appunto di Bassano. Bramezza, direttore generale della ULSS 7, commentando al TGR Veneto l'indagine della finanza, quella invece appunto di cui si parla oggi e che c'entra nulla con il caso Yiannakopoulos. Nei giorni scorsi Bramezza dice: da quando sono arrivato io le cose sono in parte ben cambiate, continuiamo così. Inevitabile allora la domanda: come funzionava prima? Potrebbe essere questo l'interrogativo che si sono posti i militari del gruppo di Bassano del Grappa, decidendo così di mandare gli ufficiali di polizia tributaria a svolgere accertamenti nell'ambito di quella che è stata definita autonoma attività infoinvestigativa. Una risposta potrebbe arrivare dall'incrocio tra le cartelle cliniche dei pazienti ricoverati in regime di libera professione e gli elenchi degli interventi chirurgici effettuati in urgenza. Se dovesse risultare che chi pagava la degenza veniva operato prima degli altri, verrebbe dimostrato che le liste d'attesa venivano scavalcati, ma è un'ipotesi talmente grave, conclude la giornalista, che sembrano necessari riscontri inoppugnabili. Le indagini dunque continuano. Ufficialmente quindi è stato escluso un legame tra i due filoni di indagine, ma il direttore generale ha detto: da quando ci sono io le cose sono cambiate. Insomma, i numeri: 302 ricoveri in libera professione effettuati in urologia fra il 2017 e il 2022, 17 l'orario oltre il quale sono avvenuti gli interventi in urgenza, ora sotto la lente della Guardia di Finanza, 6 le gare d'appalto e affidamento di beni e servizi sotto indagine. Ma quindi appunto l'ombra delle liste d'attesa scavalcate nell'erogazione delle prestazioni sanitarie è questa quella che si allunga dietro il blitz della Guardia di Finanza all'ULSS 7 Pedemontana, dove una settimana fa sono stati acquisiti centinaia di documenti cartacei e informatici sull'intreccio tra libera professione, sale operatorie e appalti. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.